Ben ritrovati amiche e amici vicini e lontani. Settima puntata di Guarda che Stella dedicata ai mercatini di Natale e allora siamo andati a Rivignano a sentire i nostri amici cosa hanno preparato e soprattutto cosa vi siete persi. Si parte, let's go! Assessore, giornata oggi di apertura ufficiale del Natale 2013 a Rivignano, insomma vediamo che il pubblico ha risposto alla grande. Sì, oggi è una bellissima giornata anche perché tiene il tempo e quindi è già una fortuna. Abbiamo i mercatini di Natale, terza edizione, ci sono molte associazioni locali che partecipano, oltre alle bancarelle degli hobbisti e dei commercianti eccetera. E questo è molto bello perché vuol dire che la comunità sempre risponde e si fanno le cose insieme ed è una cosa positiva. Ecco, lei ha sottolineato una cosa importante, la comunità ha risposto. La comunità ha risposto, anche la gente piano piano adesso stanno arrivando a curiosare, a vedere se ci sono delle idee, delle piccole cose per magari fare un regalino a Natale a qualcuno. Cosa significa questi eventi in tempi di crisi? È una cosa molto bella perché in tempo di crisi vuol dire che comunque la gente non si arrende, che combatte, che va avanti, che offre qualcosa ai propri concittadini e lavora insieme e questa è la cosa più bella. Ecco, lavorare insieme si dice produrre, fare comunità, fare squadra. Assolutamente sì, noi siamo degli esempi viventi di questo, la nostra associazione ormai, la Onlus, il Cerchio della Vita, è sempre presente in qualsiasi manifestazione venga svolta a Rivignano con il loro lavoro, il loro impegno, naturalmente sempre a scopo benefico. Beneficenza a 360 gradi. A 360 gradi, a Rivignano è una parola d'ordine ormai. La parola d'ordine è una sola. Una sola, fare del bene. Bene. Presidente, la gente ha risposto? La gente come sempre a Rivignano risponde. Risponde Siamo- presente senza nessun problema. Siamo molto contenti perché è una piccola realtà che però quando ci sono queste cose la popolazione è abbastanza attaccata all'associazione e quindi partecipa di continuo a queste manifestazioni. Senta, l'importanza di questi eventi. L'importanza di questi eventi è un po' combattere la crisi facendo queste cose e dopo rivoluzionare o improntare nuovi discorsi per il volontariato e incentivare la gente a darci una mano. Ecco, incentivare, lei ha sottolineato questa parola, incentivare. Sì, incentivare perché purtroppo siamo pochi, noi stiamo facendo abbastanza pubblicità, però la gioventù specialmente sta rispondendo, allora cerchiamo noi anche di un po' di coinvolgere questi giovani, tipo c'è le truccabimbi, quelle cose, in modo che sentano questa manifestazione e ci vengano a dare la mano. Cosa sottolineare ancora? Che il volontariato c'è, siamo a un anno dall'entrata in funzione del nuovo furgone, tra pochi giorni si ufficializza, come si dice, si mette nero su bianco per quanto riguarda anche la fusione con Teor. Appunto, sì, questa qua è molto importante perché la realtà aumenta, quindi si pensa che andando a coprire altri territori, la gente, anche fuori comune, che dopo diventare un comune unico, ci venga a dare la mano oppure collabori indifferentemente a noi da un punto di vista logistico e tecnico, diciamo. L'importante è sottolineare un cerchio per la vita. Un cerchio per la vita, sì, la Onlus, nata così, dopo ha preso piede, siamo contenti, siamo una quarantina, speriamo di aumentare. Noi lavoriamo anche per questo, ci impegniamo, siamo andati anche l'anno scorso, anzi quest'anno alla festa di San Rocco lì a Campomolle per appunto entrare già nel comune nuovo, siamo stati ben accolti e speriamo che continui. Da Vicenza per questa manifestazione. Sì, da Vicenza, anche se faccio parte della sezione del Fante di Cividale, però avendo avuto l'onore e il resto di fare il servizio militare in questa zona, mi sento legato a questa zona proprio per un fatto di appartenenza anche a questo territorio. E ecco, tutto qui. Senta, voi oggi raccogliete fondi anche per gli amici della Sardegna. Sì, esatto, abbiamo raccolto l'iniziativa delle altre associazioni di volontariato della zona appunto per raccogliere anche i fondi, un po' di fondi per aiutare i nostri amici della Sardegna e ci proviamo anche noi. L'importante è che, insomma, pochi ma buoni. Pochi ma buoni, esatto, sì. Quello è l'importante. Sì,
Esatto, e far vedere anche che comunque un'associazione d'Arma comunque è presente nel territorio anche per il sociale, non solo per una questione di, diciamo, di cameratismo, diciamo, militaresco, è proprio anche per essere presenti nel tessuto sociale, diciamo, della comunità, insomma, del territorio, esatto. Presidente, siamo pronti a questa bella giornata che dà, diciamo, ufficialmente avvio alle feste natalizie, insomma, voi siete presenti? Certo, punto e virgola, anche quest'anno insomma, ha dato il suo contributo facendo allietare i bambini, quindi in questa bella manifestazione organizzata dalla nostra amministrazione comunale saremo presenti nella mattinata e anche questo pomeriggio, quindi aspettiamo tutti i nostri bimbi e niente, auguriamo il buon Natale, vi aspettiamo anche in sede in quanto punto e virgola, sempre belle iniziative anche per quanto riguarda insomma l'allietamento dei bambini sul Natale, insomma aspettando appunto Babbo Natale, e questo è il volantino di punto e virgola. Perché è importante la vostra associazione? È importante perché sicuramente teniamo vicino i bambini, ma soprattutto le famiglie, cerchiamo di dare sempre qualcosina in più per sentire insomma in questo caso lo spirito del Natale, ma non solo, perché vogliamo appunto essere vicino alle famiglie. Ecco, le famiglie stanno rispondendo bene, no? Certo, assolutamente, insomma ci danno anche una mano quanto, insomma, come possono in queste insomma, opere anche di volontariato, quindi insomma diciamo grazie davvero a tutti. Senta, perché è importante il volontariato in questo periodo? E non Assolutamente solo? sì, perché in tempi di crisi insomma è la miglior forma per dar contro un pochino alla crisi, ma soprattutto per volersi bene, conoscersi e stare insieme. Questa è una cosa importante soprattutto da insegnare e trasmettere ai bambini. Ecco, facciamo anche il bilancio per quanto riguarda l'apertura della sede a un anno di distanza, insomma. Beh, diciamo insomma che in sede si stanno facendo tantissime attività, tantissimi corsi, tantissime iniziative, i bambini stanno rispondendo molto bene, quindi insomma per noi è una grandissima soddisfazione e anche per le ragazze insomma della punto e virgola che ci stanno dando una mano, quindi diciamo che sta andando tutto bene. E soprattutto tutto bene quello che finisce bene? Certo, assolutamente. È un gioco di parole. Come la giornata di quest'oggi, insomma. Speriamo appunto anche che il tempo tenga. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima.